Le acciaierie Valbruna potranno continuare ad usare le aree di Bolzano per produrre acciai speciali per i prossimi 30 anni, prorogabili per altri 30. E questo in sintesi l'accordo siglato tra i rappresentanti aziendali e i vertici della provincia autonoma, che mette fine a quasi un anno di bagarre che metteva a rischio la continuità produttiva della storica azienda vicentina, non solo a Bolzano. Un sospiro di sollievo per i 3.000 lavoratori complessivamente impiegati e i sindacati. Siamo abbastanza soddisfatti perché pur passando tanto tempo e in questo tempo ci sono state delle anche uscite di lavoratori dal sito di Bolzano perché non si sentivano sicuro, si è raggiunto un accordo. Ecco, è un accordo che ha avuto una svolta, a nostro parere, sulle due manifestazioni di Bolzano con i lavoratori. Due scioperi e manifestazioni che hanno dato là un cambio anche della politica bolzanina. L'accordo sarà formalmente ratificato a Bolzano il 3 settembre prossimo, dopo l'approvazione in giunta provinciale il 28 agosto, un risultato a cui plaude in toto il mondo economico e politico nazionale e locale, a partire dal ministro Urso, che aveva definito l'area di importanza strategica e la possibilità di esercitare la Golden Share, passando all'appoggio ai lavoratori e all'azienda dalla Regione Veneto fino al Consiglio Comunale di Vicenza, che aveva firmato bipartisan un documento di sostegno unitario. Noi abbiamo un appuntamento il 1° settembre al pomeriggio alle ore 16 al Ministero del Made in Italy. Lì discuteremo col Ministro, la provincia e l'azienda l'impegno di Valbruna di proseguire gli investimenti nel sito vicentino, nel sito di Bolzano e l'impegno a mantenere e a far crescere l'occupazione nei due siti produttivi. Questa è, se riusciamo a trovare un accordo, la chiusura completa di una vertenza importante di questo territorio e del territorio bolzanino.